Due ciacole al caffè. Incontri con persone, personalità e personaggi per chiacchierare del passato, del presente e dell'avvenire della nostra città. Due ciacole al caffè, ogni 15 giorni un nuovo appuntamento. E il prossimo ospite potresti essere tu. Incontriamoci per Due ciacole al caffè. Buon pomeriggio, siamo al caffè Baruffino per Due ciacole al caffè. L'ospite di oggi è Franca Ardizzon. Bisogna dire che incontrarla al caffè per caso è quasi impossibile, perché lei è sempre imbucata in qualche teatro o, quando è in città, in qualche scuola, che lei puntualmente trasforma in un teatro, perché oltre che essere stata una maestra per una vita, oltre che avere cofondato il piccolo teatro di Chioggia, Franca anima tuttora numerosi laboratori teatrali della città. Ma dai, dimmi, che cosa vuoi che ti racconti esattamente? Che episodio ti interessa di più? Tu conosci un po'? Sì. Di me. Mi piacerebbe tanto che mi raccontassi una storia che amo. La storia di quando eri piccola e correvi insieme con tua mamma e le tue sorelle, perché ci si divertiva da piccoli, quando eri piccola tu, ma c'era anche qualche cosa di cui preoccuparsi. Esatto. Mi riferisco alla guerra. Alla guerra, periodo di guerra, avevo circa 7 anni, 6-7 anni. E durante i bombardamenti mia mamma mi affidava una borsa enorme. Ovviamente, ricordando l'epoca, la borsa mi sembrava grandissima e dentro metteva tutto quello che c'era di prezioso in casa, soldi, oro, tutto. E questa era la raccomandazione: Franca, non darghe a nessuno, ti raccomando. E con questa borsa, che era quasi più grande di me, si correva l'impazzata e si andava al campanile di Sant'Andrea. Ma perché tu avevi delle sorelle? Avevo delle e quindi sorelle. ognuno aveva il suo incarico, no? Quindi mia tu mamma eri da sola, la grande. La grande di famiglia. La grande di famiglia. Quindi questo gruppetto di donne che corre. Ma in che campanile andavate? Sant'Andrea. A Sant'Andrea, che era una torre, no? È la torre di Sant'Andrea, esatto. Che oggi ospita un bel museo per via dell'orologio antichissimo che c'è, ma che quando Franca era piccola era un luogo anche di divertimenti, perché i bambini, quando c'è la guerra, e dopo si giocava, comunque giocavano, esatto. No? Però il mio gioco era sempre rapportato alla presenza di questa borsa, che non dovevo mai cederla e come mai facevi? mollarla, sempre attaccata a me stessa. Ma senti, ma nessuno notava mai Sì, qualcosa di allora, sospetto rispetto a questa borsetta? Ecco, ti dirò, abitavo in Calle Gradara e andavamo, quando suonava l'allarme, giù in cantina e ci mettevamo sotto lo stipite di una porta. Scendeva con noi una coppia, lui si chiamava Ventolini di cognome, ma detto Luna, perché aveva proprio una faccia rotonda che assomigliava alla luna. E questo signore, tutte le volte che mi vedeva, mi diceva: Franca, ma dimmi cosa che ti ha dentro di quella borsa. Io diventavo paonazza perché non potevo dire quello che c'era dentro, non potevo rivelare il segreto. Mia madre era lì che mi scrutava e io prendevo la borsa, la stringevo ancora più verso me stessa e non niente, non niente. E così. Ma avevi paura che te la rubassi? Sì. Avevi paura? Sì. Lui in realtà, poverino, magari lui, scherzava, poveretto, faceva per scherzare, bambina. ma a quell'età lì cosa vuoi che sia? Lo scherzo non lo coglievi. Cioè, secondo me lui voleva assolutamente che io rivelassi il segreto della borsa. E tu niente, bocca cucita, hai sempre tenuto il tuo segreto? Sempre. Senti, è la mia fedele compagna. Ma quando poi stavate lì, tu mi hai raccontato che facevate dei giochi alla corda. Ma dentro il campanile giocavate alla corda? E un po' fuori. E si accompagnava il movimento con la... Ma solo le femmine o anche i maschi giocavano alla corda? No, solo femmine. Solo le femmine. Solo femmine, maschi. Non ho nel mio ricordo nessun maschio nei miei giochi. Però, e che cosa facevano i maschi? Non si sa. Non ti so dire. Non pervenuti? Sai che cosa? Giocavano più al campanon loro. Ah. E al pandolo. Ah, mazza pandolo, una roba del genere. Esatto. E alla palla. Ah sì, si giocava alla corda e si accompagnava il gioco della corda con delle canzoni dell'epoca, canzoni, non direi neanche proprio canzoni. Filastrocche, cantilene. Sì, filastrocche miste, un po' in italiano, un po' in dialetto, e ti dirò anche di più, anche senza significato, non aveva nessunissima importanza, erano però molto ritmate. Ecco. E questo poi è stato anche studiato, questa cosa che facevate, no? Quando, mi ricordo, insegnavo già a un corso di psicomotricità. Gliel'ho cantate, diciamo,
a un insegnante, a un insegnante, il quale avrà scritto, te l'avrà rubato immediatamente tutto. Sì, vabbè. Perché diceva che questo sviluppava molto L'equilibrio, sì, l'armonia del corpo. Quello che adesso non hanno i ragazzini, i bambini d'oggi. Che bello, anche questi. Anche il dolce. Sì. Beh, visto che Perfetto. Franca sarà 20 kg bagnata, No, hai bisogno che non di più. hai bisogno di nutrirti un po'. Ma invece in tempo di pace i vostri luoghi preferiti di giochi? La calle. La Calle, so che tu avevi un campo preferito, Sì, che era il campo Santa Caterina. Santa Caterina, perché lì c'era anche l'istituto delle suore, venivi fuori, cioè terminavi la scuola e si cominciavano i giochi. Palla avvelenata, tutti i giochi di movimento, di corsa, di creatività con le mani e poi sempre il teatro, perché io ho cominciato lì. E lì proprio da piccola, ero piccolissima, che ho cominciato a recitare. E poi te a un certo punto dopo eri così- ancora minorenne Ah, e hai avuto una richiesta, io lo sì. so. Chi è che ti ha voluto? Raccontalo un po'. Devo proprio raccontarla. Sì, certo che devi raccontare. Ma forse è una cosa che forse le persone neanche non credono. Ma siamo qui per questo, come no? Perché non ci devono credere. Allora, era il 1959, credo fosse. Ero proprio una ragazzina. Allora, minorenne. E avevamo recitato le baruffe in campo Santa Caterina, davanti a degli studiosi che venivano da tutto il mondo, e tra questi c'era anche Cesco Baseggio, tra l'altro, e l'aiutante di Streller. Erano venuti qui peraltro anche a studiare l'inflessione dialettale, no? Esatto, e da Venezia si erano spostati proprio qui a Chioggia. Abbiamo fatto la rappresentazione, alla fine della rappresentazione questo signore, che io tra l'altro neanche conoscevo, mi si è avvicinato e mi ha detto: sa, Streller sta allestendo i servitori di due padroni, Arlecchino servitori di due padroni, e va alla ricerca di una colombina. Lei, anzi mi ha detto, tu potresti essere il personaggio ideale, dai, vieni a Milano. Figuriamoci. Tu hai chiesto di ripetere probabilmente, non sì, ci credevi. 2 o 3 volte, perché era una cosa. E dopo, ma dico, quanti anni hai? Avevo 17 anni allora, quindi minorenne, e bisognava logicamente avere il permesso dei genitori. Sono corsa a casa, mio papà non c'era perché navigava come mestiere, lui era sempre in giro per il mondo, e mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: ma neanche per sogno, tu sei pazza da legare, tuo papà non c'è, dove vai a finire? A Milano, con chi vai, dove vai? A quell'epoca, 1959, era una cosa folle. Secondo me ho dovuto rinunciare. Non hai insistito, non hai provato, E cosa non hai avrei pianto, non hai cercato il tuo disperata. papà? Disperata. Disperata. Non è servito. A quell'epoca mio marito, cioè Bruno, che eravamo fidanzati, non mi ricordo neanche, mi faceva la corte e mi ha detto: dai, vai, così dopo chiami anche me. Certo. Mi e pareva invece poi ovvio. è nato il piccolo teatro. E dopo invece noi siamo sì, tanto piccolo felici, ci teatro. dispiace molto che tu non sia andata a fare Colombina con Streller, però la città penso che sia decisamente sollevata per il fatto che tu sia rimasta, perché hai dato veramente tanto. Certo. Però mi incuriosisce questa cosa di tua mamma, a parte Ma generale, mia è sempre stata ma tua mia mamma mamma. era un carabiniere. Che oggi le madri farebbero follie. pur di Sì, un momento esatto. di notorietà, invece tua madre, L'opposto. con una richiesta del genere, Niente. sapeva chi era Streller, tua mamma, secondo te? No, secondo me no, non sapeva neanche. Quando sentiva che erano andati a Mosca, mia mamma andava dicendo: meno male che non ti sei andata. Quindi non è che si è pentita dicendo: ecco, Sì, vedi, ti ho impedito di girare il mondo. No, confermava la sua intenzione, la sua Lei dopo ha dato fermezza. la colpa a mio padre. Ecco. Ma se non c'era, cosa poteva fare? Gli assenti hanno sempre torto. Capisco Quindi. però anche una cosa, per lei era una grossa responsabilità. Avrei dovuto interrompere gli studi, hai capito? C'è tutto un insieme di cose, dai. Quindi l'educazione di quando eri bambina tu era È tutta un'educazione diversa, molto severa. sì, molto severa. Però c'erano anche dei grandi spazi di libertà. Insomma, qua adesso se ne aprirebbero molte altre storie, ma magari se la convinciamo un'altra volta a fare tappa per un caffè,
la Franca magari ce ne racconta un'altra, perché ce ne sono di storie che può raccontare. Intanto ti lascio bere il caffè. Posso berlo? E buon pomeriggio. Grazie. E buon pomeriggio anche ai nostri spettatori. Appuntamento alle prossime 2 ciacole al caffè.